TG Plus News edizione di Venezia, buongiorno. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Intervento dei vigili del fuoco ancora in corso dalle 8:30 di oggi, sabato 10 agosto, per un incidente stradale sull'autostrada 4 in direzione Trieste, poco prima del casello di San Donà 90, con 9 mezzi coinvolti, 9 i feriti. I vigili del fuoco accorsi da San Donà, Mestre e Treviso con 3 autopompe e un autogru hanno provveduto a estrarre 3 persone rimaste bloccate tra le lamiere delle auto, altre 6 le persone ferite. Tutti i coinvolti sono stati affidati alle cure del personale sanitario. 2 persone ferite in maniera grave sono state elitrasportate in ospedale. Sul posto la polstrada e personale della società Autostrade. Autostrada parzialmente riaperta ad una corsia per far defluire il traffico. Nel corso della notte tra il 5 e il 6 agosto scorso, personale del Commissariato di Polizia di Stato di Jesolo è intervenuto a seguito di una segnalazione per una rapina compiuta da 3 soggetti, di cui una ragazza minorenne, ai danni di un giovane anch'egli minorenne. Nello specifico il ragazzo, che si trovava sul lungomare Sofia Loren, sarebbe stato improvvisamente avvicinato da 3 giovani, i quali, minacciando la vittima con un coltello, che avrebbero intimato di consegnare loro tutti gli oggetti di valore corrispondenti a pochi euro, oltre a una cintura di marca dallo stesso indossata. A quel punto i giovani si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. A seguito della segnalazione dell'accaduto da parte della giovane vittima, i poliziotti del commissariato si sono messi sulle loro tracce, riuscendo in breve tempo, anche grazie alla descrizione fornita dal ragazzo, a individuare e fermare i presunti aggressori. Tutti i giovani coinvolti, 2 dei quali minorenni, sono stati pertanto denunciati in stato di libertà, rispettivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e alla Procura per i minorenni. Come avvenuto nelle altre aree della provincia, i carabinieri della Compagnia di Venezia hanno esteso i controlli volti a garantire la sicurezza nell'area lagunare della città, mediante un capillare pattugliamento del territorio per il contrasto dei più diffusi fenomeni di illegalità, tra i quali rientra quello dell'immigrazione clandestina. I controlli, predisposti dal Comando Provinciale di Venezia e protrattisi anche durante il periodo estivo, hanno recentemente portato all'espulsione di numerosi cittadini extracomunitari che hanno fatto irregolarmente ingresso in Italia. L'ultimo episodio, in ordine temporale, risale all'8 agosto, quando i militari della stazione di San Marco, unitamente a quelli di Santa Croce, hanno rintracciato nel centro storico lagunare un 28enne tunisino senza fissa dimora, privo di regolare permesso di soggiorno. L'uomo, al termine delle formalità di rito, è stato portato nel centro di permanenza e rimpatrio di Gradisca di Sonzo per la successiva espulsione dal territorio nazionale. E il Comune di Jesolo avvierà nei prossimi giorni la distribuzione di un volantino informativo a tutti coloro che si recano all'anagrafe per registrare la nascita di un nuovo bambino, per sensibilizzare le famiglie sull'utilizzo di dispositivi anti-abbandono, ma anche sulle corrette modalità per il trasporto dei piccoli in auto, bicicletta e moto. Il volantino si presenta come una vera e propria guida contenente tutte le informazioni circa le norme in vigore, le caratteristiche dei diversi dispositivi e supporti di cui è obbligatorio dotarsi. Per ciò che riguarda i viaggi in auto, ad esempio, il flyer elenca i vari modelli di seggiolini esistenti e specifica che fino al compimento del 4° anno di età è obbligatorio l'utilizzo del dispositivo anti-abbandono. Per gli spostamenti in moto e in scooter poi si evidenziano le pratiche più sicure, come posizionare il bambino dietro al conducente. Per la bicicletta, infine, viene ricordato che il seggiolino anteriore installato tra manubrio e conducente è utilizzato per bambini fino a 15 kg, mentre quello posteriore consente il trasporto di bambini di qualunque peso fino al limite di età consentito. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.